potreste passare ora a chiedervi dove io sia finito, ma tanto non mi troverete mai, a meno che io non sbuchi fuori. Diretta dallo studio 5 di Zwishenbar Channel, Diego presenta la grande diretta aspettando il 2016. Here we go! Ed eccoci qua, bentornati alla gran diretta. Insomma, non poteva partire peggio questa diretta perché effettivamente abbiamo avuto un po' di problemi durante le prove, è saltata la luce e quindi ci stiamo arrangiando con una lampadina. Ahimè, così va. Bentornati, questa è l'anteprima della grande diretta perché insomma staremo qua fino alle 24. Mi pareva un po' dura fare un programma tutto d'un fiato, il mio tè, perché insomma me lo merito ancora prima di aver cominciato. Ora io ci vedo meglio ma non vedo un cazzo perché effettivamente con una lucetta della minchia non ci vedo niente, quindi chiedo alla regia cortesemente, anche se abbiamo già cominciato, di prestarmi una luce, grazie mille. Ringrazio anche i tecnici che non ci sono perché sono da solo. Effettivamente 31 chi vuoi che ci sia agli studi di Zwishenbar Channel, no? Grazie tecnici, grazie. Tocca fare tutto da solo quest'anno, vabbè. Allora, che bello, guarda che bello. E no, così mi acceco. Allora, cosa dobbiamo fare all'inizio? Salutarvi. Allora, sulla scaletta c'è scritto salutarvi, quindi vi saluto. Non vi vedo. Ciao. Allora, come va? Mamma mia che luce che mi hanno dato, che mi sono preso più che altro. Allora, il 2015 sta per finire, le ultime ore sono queste qua. Tra poco andremo in diretta anche da Prato della Valle, e quindi in diretta per noi, in differita per voi domani. Quindi insomma ci vedremo un po' di fuochi, sempre ammesso che non ci siano problemi. Ok, spero di no perché sennò cazzi, ma se non ci sono problemi in teoria dovremmo essere tutti amici come prima. Allora, mentre io mi sorseggio il tè, potrei indire il primo sondaggio a cui potete rispondere su che piattaforme abbiamo? Su Twitter oppure su Ask con l'hashtag GD16 oppure ZVCH, quindi la grande diretta 2016 oppure Zwishenbar Channel, e potete rispondere alla seguente domanda, la prima delle domande che vi faccio questa sera per sempre il nostro programma. Fate la vostra domanda, quindi qual è stato il miglior momento di questo 2015? Potete rispondere ovviamente dicendo la verità o una cazzata, basta che non mi scriviate bestemmie o parolacce e io la leggo. Quindi a questo punto direi che tra poco potrà anche finire l'anteprima, un'ora dura l'anteprima, scherzo, 20 minuti e poi ce ne andiamo a casa con l'anteprima, ma vi devo dare una brutta notizia perché in tutto ciò ci sono anche le solite pubblicità rompiscatole che dureranno non so quanto. Saranno tutte televendite perché dovevamo vendere gli spazi e fare soldini, quindi io mi sorseggio il tè, nel frattempo voi potete rispondere e potrei quasi mandare il telegiornale che ci racconta con Zwishenbar Channel World News i migliori momenti di questo anno nel mondo. A seguire invece Zwishenbar Channel News di Padova ci racconta i migliori momenti di Padova, quindi le differenziamo le cose, ma
Sempre le notizie sono, io do la parola a quelli delle news. Bentornati su Fisherman Channel World News. Allora andiamo subito ad elencare le principali notizie di questo 2015 insieme a voi. Partiamo subito da gennaio 2015. Il 1 gennaio nasce l'Unione Economica Eurasiatica, di cui fanno parte Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan. A seguire la Lituania adotta l'euro come moneta corrente. Il 7 gennaio la Banca Nazionale Svizzera abbandona il coperchio sul valore del franco relativo all'euro e in questo caso abbiamo visto quali conseguenze in termini economici si siano avute. Sempre il 7 gennaio a Parigi in Francia abbiamo l'attentato a Charlie Hebdo, in cui ci sono parecchi morti, soprattutto tra fumettisti francesi che facevano parte appunto di Charlie Hebdo, ma anche poliziotti morti durante l'attentato. L'8 gennaio abbiamo le elezioni presidenziali in Sri Lanka, il 9 e invece torniamo a Parigi perché un altro attentato sconvolge dopo pochi giorni il clima della città francese. E al Kosher questa volta vengono uccise diverse persone anche questa volta e solo grazie a un blitz viene eliminato il terrorista. Il 12 gennaio in Croazia viene eletta la prima presidente donna e sempre il 12 febbraio abbiamo la quinta edizione del pallone d'oro FIFA vinta da Cristiano Ronaldo, secondo arriva Lionel Messi, terzo Neuer. Il 14 Giorgio Napolitano si dimette da Presidente della Repubblica Italiana, il 25 abbiamo Tsipras che vince le elezioni parlamentari in Grecia e il 31 da noi arriva Sergio Mattarella che diventa il nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Passiamo in febbraio. Allora, il 12 febbraio i leader di Russia, Ucraina, Germania e Francia a questo punto si mettono d'accordo sul conflitto che era in atto in Ucraina e viene deciso un cessate al fuoco. Il 14 febbraio la città libica di Sirte viene parzialmente occupata dai militari dello Stato Islamico, mentre il 14 febbraio e anche il 15 a Copenaghen 2 terroristi colpiscono un centro culturale e una sinagoga provocando la morte di 2 persone e il ferimento di almeno 5 agenti di polizia. Andiamo adesso in marzo perché dal 5 all'8 marzo i siti archeologici di Numbarund, Atra e Dumsarikun, scusate per la pronuncia, in Iraq vengono demoliti dallo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Il 12 marzo lo Stato Islamico dell'Iraq e il Levante accetta l'alleanza di Boko Haram, annettendo effettivamente il gruppo. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario che avrà inizio ovviamente in dicembre, l'8 dicembre. Il 18 marzo al Museo Nazionale del Bardo di Tunisi abbiamo un altro attentato terroristico che provoca la morte di 22 persone e ferendone altre 45, mentre il 24 marzo il volo Germanwings 9525 partito da Barcellona con destinazione Düsseldorf precipita. Sulle cause è molto probabile appunto che fosse stato il copilota Andreas Lubitz. Il bilancio fu di 150 morti. Ad aprile, il 2 aprile in Kenya 150 persone vengono uccise dal gruppo terrorista di Al-Shabaab nella strage di Garissa. Il 18 aprile abbiamo il più grande naufragio nel canale di Sicilia di un'imbarcazione carica di circa 887 migranti che appunto si impatta contro la nave King Okab e abbiamo appunto il numero
di vittime più alto dall'inizio appunto di questa larga ondata migratoria. Adesso il 19 abbiamo l'ostensione straordinaria della Sacra Sindone, il 25 invece un terremoto di magnitudo 7.9 devasta il Nepal, causando oltre 8.567 morti, e invece il 29 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che la rosolia è stata sradicata dall'America. Passiamo in maggio. Il 1 maggio inizia l'Expo a Milano, come ricorderete tutti, che finirà poi il 31 ottobre. Il 12 maggio invece abbiamo un altro forte terremoto in Nepal, questa volta di magnitudo 7.3 della scala Richter, che causa più di 200 morti, e questa volta viene avvertito anche in India, Cina e Bangladesh. Dal 19 al 23 invece c'è la 60esima edizione dell'Eurovision Song Contest in Austria. Il 21 maggio la città di Palmira viene conquistata dallo Stato islamico, il 23 l'Irlanda approva attraverso un referendum il matrimonio omosessuale, il 27 maggio invece, secondo un'indagine dell'FBI, 7 dirigenti FIFA vengono arrestati. Passiamo poi in giugno. Il 7 giugno abbiamo le elezioni parlamentari in Turchia, mentre il G7 si tiene in quei giorni in Germania. L'11 giugno l'astronauta Samantha Cristoforetti torna sulla Terra dopo 200 giorni passati nello spazio, mentre il 25 giugno lo Stato islamico lancia una nuova offensiva contro Cobain. Passiamo adesso in luglio, perché il 14 luglio la sonda spaziale statunitense New Horizons raggiunge e sorvola il pianeta Plutone. Il 18 invece un'esplosione di una bomba in un mercato di Baghdad provoca 115 morti. Il 20 luglio gli Stati Uniti propongono la fine dell'embargo con Cuba. Il 23 la NASA annuncia la scoperta di Kepler 452b, ovvero un pianeta molto simile alla Terra per quanto ne sappiamo. Il 24 luglio la Turchia inizia gli attacchi aerei contro il PKK, Kurdistan. Il 29 viene avviata la distribuzione del sistema operativo Windows 10. Adesso passiamo ad agosto. Il 5 agosto detriti trovati sull'isola di Reunion sono quelli del volo Malaysia Airlines 370 scomparso nel marzo del 2014. Il 12 esplode una fabbrica di materiale chimico a Tijan, porto industriale a nord-est della Cina, con 115 morti e 800 feriti. Il 13 agosto un camion bomba esplode in un mercato di Baghdad, e anche questo gesto è stato rivendicato dall'ISIS. Il 17 una bomba esplode in pieno centro Bangkok, causando 20 morti e 120 feriti. A settembre, il 9 settembre, con 23.226 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola vittoria, il regno più lungo di tutta la storia britannica. A seguire, il 16 settembre, un terremoto in Cile di magnitudo 8.3 colpisce Ischabel. Il 20 settembre Tsipras si riconferma al governo dopo essersi dimesso. Il 21 settembre scoppia il caso della Volkswagen sui motori truccati. Il 28 settembre la NASA dichiara al mondo la scoperta di acqua su Marte. E il 30 la Russia inizia gli attacchi aerei contro l'ISIS. Passiamo adesso in ottobre, perché il 10 ottobre un attacco terrorista suicida durante la marcia per pace ad Ankara causa oltre 100 morti e 400 feriti. Il 21 ottobre la casa automobilistica Ferrari entra a quotarsi nella borsa di New York. Il 25 abbiamo le elezioni presidenziali in Argentina, mentre il 31 ottobre il volo 9268 della compagnia Metrojet cade, probabilmente abbattuto nel Sinai, provocando la morte di 224 persone. Il
31 ottobre contemporaneamente si chiude l'Expo Milano 2015. Passiamo poi a novembre, perché il 1 novembre abbiamo le elezioni parlamentari in Turchia, mentre l'8 le elezioni parlamentari in Croazia. Il 13 abbiamo di nuovo attacchi terroristici nel centro di Parigi, rivendicati anche questa volta dall'ISIS, e che causano 130 morti e oltre 300 feriti. Il 18 novembre le forze di polizia francesi uccidono Hamadi Ablaou, presunto organizzatore degli attentati di Parigi. Il 24, per errore, come si dice, la Turchia abbatte un cacciarusso al confine con la Siria, causa la morte di 2 persone, ma il problema fu più che altro di incidente diplomatico. Il 30 novembre a Parigi invece inizia la conferenza sui cambiamenti climatici, a cui partecipano 196 nazioni sotto un clima di tensione come quello degli attentati. Finiamo ora in dicembre, perché l'8 dicembre abbiamo l'apertura del giubileo proclamato da Papa Francesco. Il 12 finisce invece la conferenza sui cambiamenti climatici e sempre il 12 abbiamo per la prima volta che in Arabia Saudita il diritto di voto viene esteso alle donne. Queste erano le principali notizie del 2015 di Zwischen Channel World News. Adesso, subito dopo la sigla, le notizie principali di Padova nel 2015. Bentornati su Zwischen Channel News di Padova. Adesso le principali news del 2015 di Padova. Allora, i 105 anni di storia del calcio Padova vengono essenzialmente festeggiati con la Bianco Scudati Padova, non più con la Calcio Padova, poiché era in fase di fallimento. Poi i carri che tornano in Prato della Valle, e si parla di febbraio. Abbiamo poi la conferma di un nuovo rettore all'Università di Padova. In aprile viene commissariato il comune di Montegrotto Terme. Poi abbiamo i grandi concerti essenzialmente dell'estate, prima Vasco e poi Lorenzo. Abbiamo la rotonda della Stanga che modifica il traffico cittadino. Blackout a metà luglio, quando la temperatura era decisamente alta, problemi con i profughi della caserma Prandina arrivati e non voluti dal comune, e il problema dei profughi anche a Bagnoli. A seguire l'arrivo del nuovo vescovo Cipolla, il 123esimo qui nella città di Padova. E per finire, verso settembre abbiamo un uomo che sfonda armato di catena un parabrezza, Padova che esce dall'Anci, e in ottobre il Black Friday che va a gonfie vele, l'anniversario dei 5 anni dopo l'alluvione del 2010 e infine, proprio per finire, la pagina Facebook che portò molto clamore soprattutto nei posti di blocco, che non venne più chiusa. Queste più o meno erano le principali notizie di Padova, ce ne sono molte altre e a nostro avviso comunque le migliori notizie di Padova di questo 2015 sono dovute al calcio Padova, che torna a essere tale e che viene promosso in Lega Pro. Bene, noi di Zwischen Channel News, World News e News di Padova vi salutiamo, vi auguriamo un felice 2016, buone feste e ci rivediamo appunto tra poche ore l'anno prossimo sempre con le nostre news di Padova e di World News. Ed eccoci qua, ci siamo fatti un po' di cultura generale, spero. Allora possiamo quasi iniziare a leggere i messaggi, ma prima vorrei un po' di zucchero, se la regia può. La regia non può. Vorrei un po' di zucchero, vediamo se ho un po' di zucchero. Ho un po' di zucchero in tasca, speriamo sia zucchero e non qualcos'altro. Allora, io ho anche 2 belle poltrone, tutte per me, perché non ho ospiti, se la regia non arriva.
E quindi, oltre a zuccherare il mio tè, ecco, direi che potremmo iniziare a leggere le prime risposte della domanda che vi ho posto, che stanno arrivando, quindi potrei leggerle già live, però potrei anche utilizzare queste belle poltroncine, perché sennò che cavolo ci sono a fare? Quindi ci sediamo comodamente e leggiamo le prime risposte. Ed eccoci qua. Allora, i migliori momenti abbiamo chiesto per voi dell'anno, quindi se non spando il tè, aspetta che me ne bevo un po', perché sennò guarda, abbiamo la tazza piena, spero che non sia caldo. Fare un vecchietto che tira su, aspettate. Allora, leggiamo le prime risposte arrivate in redazione, quindi se ce le abbiamo. Ora dunque, non si accende, ecco. Allora, le prime risposte che sono giunte in redazione sono la risposta ovviamente qual è stato il vostro migliore momento di questo 2015. La prima risposta che mi giunge è quando mi sono lasciata con il mio ragazzo. Ma che bel momento, complimenti, non hai altri momenti un po' più romantici? Quando ho depilato le pecore per la prima volta. Ma che cazzo? Aiuto, ma chi è che risponde a ste domande? Non me lo chiedo perché ogni tanto è che non posso dire i nomi per ovviamente questione di privacy, però sì, effettivamente pare uno della campagna questo che ha risposto alla domanda conto elettare, vabbè. Prossima è quando ho scaricato la mia nuova applicazione preferita per trovare le scarpe. Contenta te, cioè, anche no, Invece per ora il mio momento preferito è quello di bermi una buona tazza di tè in vostra compagnia. Che buono! È l'unica cosa un po' tiepida di questo studio. Non mi pare siano arrivate altre domande, altre risposte forse. Non mi pare, no, infatti, anche perché insomma abbiamo appena cominciato, cari amici, abbiamo appena cominciato, quindi niente, possiamo mettervi anche questo bellissimo coso. E quindi sicuramente avrete visto i nostri video quest'anno. Quest'anno non abbiamo realizzato il video per Natale per conto nostro, anzi, come vedete dal mio cappello, che proprio ispira Natale, abbiamo fatto un video su una manifestazione a scopo benefico. Io ve lo consiglio di rivederlo, il link lo trovate qui sotto, e mentre vi dico ciò io direi che potremmo terminare qui la prima fase dell'anteprima della nostra grande diretta, e quindi tra poco andremo in diretta live, sempre da qui, con appunto la grande diretta fino a mezzanotte, quindi preparatevi i coglioni. Allora, tra poco cosa sentirete qui? Gli eventi a cui non potevi mancare questo Capodanno, la nostra top 10, ve le elencheremo tra poco Kill the Chef, tra poco altre millanta cose, e a mezzanotte appunto la nostra diretta. Io adesso vi saluto, ci vediamo dopo la televendita, perché adesso c'è una televendita prima di iniziare la vera e propria fase di questa grande diretta. Noi ci rivediamo dopo, grazie per averci seguito in questa anteprima della grande diretta. E io mi bevo il mio tè perché insomma, se no si fa freddo, perché non fa abbastanza freddo. Spero che sia partita la televendita, perché non ho voglia, se no te le vendo io il tè. Volete un po' di tè caldo? Cazzi vostri, ce n'è solo una tazza. Poi la gente magari si chiede come mai avevi una bustina di zucchero in tasca. Ma